Il consorzio tutela vini Gambellara e Recioto di Gambellara nasce nel 1972. Un gruppo di viticoltori, vinificatori e imbottigliatori capiscono che era necessario, per coordinare le scelte da fare in termini viticoli, enologici, ma anche commerciali e di tutela, aggregarsi in un'associazione, in questo caso il consorzio, dove trovarsi periodicamente e effettuare delle scelte che dopo potessero essere portate all'attenzione degli enti pubblici. Il territorio del consorzio è quello della denominazione, sono 4 comuni della provincia di Vicenza, posti sul confine con la provincia di Verona, Gambellara, che dà il nome alla denominazione e l'origine quindi, Montebello Vicentino, Zermeghedo e Montorso Vicentino. Complessivamente sono 800 ettari di vigneto con una produzione sui 40-50 mila ettolitri di vino. La fetta preponderante è il Gambellara, dato dal Gambellara spumante e Gambellara classico, e la parte minoritaria, in quanto ottenuto dall'appassimento delle uve, è dato dal Recioto di Gambellara e dal Vinsanto. Il consorzio ha attinto al PSR, precisamente nella misura della promozione della denominazione, dal 2012. In quel momento si è raggiunta la consapevolezza e la necessità da parte delle aziende principali di poter attingere a dei finanziamenti pubblici, in questo caso PSR, per poter concordare insieme delle linee commerciali e di promozione della denominazione. Si sono instaurati quindi degli accordi fra le aziende, in quanto il finanziamento PSR dava la possibilità di usufruire di una parte del finanziamento della spesa, quindi era necessario trovare una corresponsione da parte delle aziende. Dal 2012 ad oggi, attraverso dei progetti individuali o aggregati con altri consorzi, abbiamo utilizzato e investito per oltre 650.000 euro.